Buongiorno a tutti i presenti e un benvenuto e un ringraziamento alle autorità e agli ospiti che oggi ci onorano della loro presenza. Sono la dottoressa Marino, responsabile del servizio di prevenzione e protezione di questo istituto, e oggi insieme ai relatori qui presenti parleremo di un grande fenomeno che investe un po' tutte le attività lavorative, compreso ovviamente gli istituti penitenziari, che è lo stress da lavoro correlato. Parleremo anche della sua importanza e del progetto che è stato redatto, voluto dal direttore di questa casa circondariale. La norma vigente, il decreto 8108, lo pone come fra i rischi più grandi e più importanti, la cui rilevazione non è molto facile, perché non è tangibile, quindi non è come il rischio fisico. Tuttavia il direttore ha voluto un progetto mirato sia all'individuazione del rischio, quindi alla sua gravità e lo stadio in cui si trova, sia è mirato al raggiungimento di un obiettivo che sarebbe un correttivo, il cosiddetto sportello d'ascolto, che ad oggi non abbiamo, ma che comunque auspichiamo che ciò accada. Il direttore, oltre a questo, ha posto in essere altri correttivi, come quello per esempio di rimettere in funzione la palestra, che oggi inaugureremo, e poi ha cercato di incidere in maniera produttiva in quello che è l'organizzazione del lavoro, rendendola più flessibile e molto più attenta a quello che sono i bisogni e la valorizzazione dei dipendenti. Qui ognuno di questi relatori vi parlerà diciamo di quello che è stato il suo ruolo ed è il suo ruolo nell'ambito di questo grande progetto, e ora do la parola al provveditore che fa un saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto contenta dell'organizzazione di questo momento di riflessione. Innanzitutto ringrazio il collega Massimo Parisi che ci onora della sua presenza ed è per noi un incontro molto importante, perché il capo del personale che viene qui ad ascoltare un momento di riflessione sullo stress è qualcosa che ci incoraggia, anche perché può anche trarre spunto da quelle che saranno poi le riflessioni che faranno gli esperti per migliorare gli ambienti di lavoro. Perché come provveditore dico, è vero, noi viviamo in un mondo particolarmente soggetto a stress. Abbiamo un personale, al di là del fatto che siamo carenti, ma viviamo anche un mondo abbastanza duro, abbastanza difficile, per cui lo stress è assolutamente connaturato al nostro mondo di lavoro. Quindi quelle che saranno poi le riflessioni e anche le soluzioni che gli esperti ci potranno dare saranno molto utili per me come provveditore, ma anche per il capo del personale, per poter anche migliorare e anche essere più vicini, perché l'importante è questo, essere più vicini al personale, non lasciarli soli rispetto a tutte le difficoltà che giornalmente incontrano. È molto importante, questo è un aspetto che io ho sempre sottolineato, soprattutto raccomandando ai vertici degli istituti di stare vicini al personale, di non lasciarli soli, perché questa è una cosa molto importante. Quindi concludo, perché naturalmente questo è soltanto un saluto, ma sono ansiosa di sentire le relazioni degli esperti, perché saranno sicuramente molto utili per il mio lavoro. Grazie. Bene, grazie signor provveditore. Adesso do la parola alla dottoressa Vazzana, direttore di questa casa circondariale. Bene, chiaramente desidero innanzitutto ringraziare tutti gli ospiti, le autorità istituzionali presenti oggi qui, che ci hanno voluto onorare della loro presenza. Grazie a tutti della partecipazione.
così come ringrazio al solito chiaramente il provveditore regionale e poi la presenza addirittura del direttore del personale rende veramente questa giornata particolare. Grazie di essere venuto, di essere con noi, di avere sacrificato sicuramente parte del tempo che normalmente si dedica alle numerose incombenze. Appunto, immaginate voi il direttore del personale di 56.000, sì, 56.000 chiaramente unità. Quante cose avrà da fare. Ringrazio chiaramente i relatori, la moderatrice. Cosa dire? È ovvio che non occorre essere un'esperta di organizzazioni per comprendere e capire quanto sia importante occuparsi di quello che nelle teorie aziendali si dice il capitale umano, no? Io ho 28 anni di servizio e nel corso della mia vita ho sperimentato in varie occasioni la necessità di occuparmi della gestione del personale, ma soprattutto di affrontare il problema riguardo alle dinamiche organizzative, al clima aziendale, al modo di rendere più facile e più semplice la comunicazione. Chiaramente, quindi seppur voglio dire è diventato un obbligo solo nel 2010 l'obbligo di valutare lo stress correlato, è chiaro che questo tipo di valutazione veniva fatto anche da prima da parte di noi direttori di istituto penitenziari. Voi sapete che i direttori degli istituti penitenziari infatti non sono soltanto e non si occupano soltanto dei detenuti, ma soprattutto anche del personale. È chiaro che il compito affidato a noi operatori penitenziari è un compito immane. Voi immaginate, noi appunto teniamo in custodia, quindi in vigilanza, soggetti che sono stati privati della libertà personale. Chiaramente è ovvio che questo, la libertà personale sappiamo essere chiaramente il bene primario per ogni individuo. E immaginate quindi il dolore che ne consegue nella gestione di questi soggetti. A questo si aggiunge il compito arduo di tentare di rieducare questi soggetti. È un compito a volte veramente come dire, arduo, come ho detto prima, ma anche impossibile. E questo viene affidato a chi? A noi in prima battuta e chiaramente a tutti noi operatori penitenziari. Viene affidato chiaramente al personale di polizia penitenziaria che sta costantemente a contatto con il dolore. Viene affidato ai funzionari giuridico-pedagogici che sono appunto quelli che si occupano costantemente della popolazione detenuta, insieme poi a tutti gli altri operatori del sostegno, dell'area trattamentale. Ed è ovvio che è semplice, si rileva così senza, ripeto, essere esperti in materia, che chiaramente il carcere e gli istituti penitenziari sono un luogo di per sé di tensione, dove si originano anche non volendo tensioni. Ed è ovvio allo stesso modo che si tenta di arginare in tutti i modi e in tutti i sensi questo stato di tensione. Tutti noi direttori lo facciamo quotidianamente, magari non in modo scientifico, non in modo organizzato, ma tentiamo di predisporre a che l'organizzazione sia un'organizzazione che non genera di per sé tensioni. Non è facile e non è semplice, vedrete adesso ne parleranno meglio coloro che si sono occupati di questa ricerca, cioè io a un certo punto ho sentito l'esigenza di affidare questo studio, lo studio di questo tipo di, cioè se c'era o no, o se era solo una mia percezione, a delle associazioni che hanno fatto chiaramente il loro lavoro in modo del tutto gratuito. Con l'intento proprio di capire cosa si poteva fare. È ovvio che noi poi ogni giorno ci scontriamo con una realtà che è quella che è. Allora molto spesso io e il comandante ci trasformiamo, o gli altri capi area si trasformano in consulenti psicologici, no? Perché a noi tutti si rivolgono
soggetti che in quel momento, operatori che in quel momento vivono un momento magari di crisi, di criticità sia lavorativa o addirittura personale. Questa necessità è stata ancora di più rilevante allorquando noi abbiamo avuto degli eventi autolesivi nell'ambito dell'istituto. 2 eventi che veramente ci hanno indotto, veramente ci hanno impensierito, e chiaramente erano però soggetti che magari rispetto ad altri non avevano chiesto aiuto, ecco. Appartenenti o operatori che non si erano rivolti a me o al comandante rappresentando quello che era un loro stato di disagio psicologico. Allora ancora di più mi sono resa conto che chiaramente il direttore e il comandante non possiamo fare questo tipo di lavoro, lo devono fare altri che siano accanto a noi e che possano in qualche modo sostenere gli operatori penitenziari, che non sono altro che operatori di aiuto, in questo difficile compito, in questo difficile lavoro. Chiaramente le scelte governative finora non sono state quelle. Io vedo qua altri rappresentanti di altri corpi e so che in altre realtà esiste lo psicologo della forza di polizia. Da noi ancora questo non è stato recepito. Io spero che oggi venga anche da parte del personale che potrà partecipare poi al dibattito questa richiesta che veramente si ponga attenzione a questa esigenza. E la chiedo, la rappresento al direttore del personale, perché a sua volta chiaramente non può fare lui questo tipo di scelte, la deve rimettere all'attenzione appunto degli organi politici che devono essere sensibilizzati in questo senso. Magari il tempo forse adesso è già maturo perché si faccia questo. Voi pensate, rispetto anzi agli anni 2013-2014 in cui noi avevamo 8-9 suicidi l'anno tra gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, l'anno scorso in qualche modo è stata contenuta, si è arrivati a 3 episodi, ma sono tanti in ogni caso e forse si sarebbe potuto fare qualcosa per prevenire. Noi nel nostro piccolo abbiamo pensato però a introdurre un piccolo correttivo, che è quello di attivare attraverso appunto la palestra, l'apertura della palestra, di riattivare almeno un ciclo che possa beneficiare. Noi abbiamo personale presente qui nell'arco delle 24 ore, personale che insomma permane la sera qui, che proviene dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, e magari il momento dello stacco può essere un momento in cui attraverso l'attività fisica, quindi dedicandosi a un'attività proprio di tipo proprio fisico appunto, si può magari tentare di contrastare questo fenomeno, il fenomeno dello stress, e tentare di poter rilassare in qualche modo la forza lavoro. Il comandante magari non è molto d'accordo perché dice no, non si devono rilassare per niente, però chiaramente l'attenzione, anzi personale più riposato è senz'altro personale più motivato e che può certamente rendere meglio in servizio. Quindi che dire, intanto ringrazio il provveditorato e mi dispiace che oggi non è presente il direttore dell'ufficio terzo, che veramente si è impegnato, dell'ufficio della contabilità, che si è impegnato molto per l'arredo, per consentirci di arredare, perché l'arredo è stato acquistato con fondi dell'EAP, cioè dell'ente nostro d'assistenza, e con fondi appunto dell'amministrazione. Abbiamo appunto creato una bella palestra che poi vedremo insieme. Cosa dire? Niente, grazie a tutti degli intervenuti, grazie ai relatori che interverranno. Buon lavoro. Grazie dottoressa Vazzana. Adesso invito la dottoressa Mezzatesta di intervenire, ci parlerà, la dottoressa è una psicoterapeuta e
ci illustrerà un po' quello che diciamo sia lo stress, ma soprattutto il progetto, perché lei ha partecipato alla stesura del progetto. Allora, forse è meglio questo. Buongiorno a tutti, sono veramente molto contenta di essere qui. Ho ascoltato con molto interesse l'inizio, insomma, di questi lavori. Ringrazio anche il moderatore per avermi voluto qui con molta determinazione. Volevo condividere con voi una serie di veloci riflessioni. Poco fa si parlava di come dire, un tempo che scorre velocissimo. Fuori da qui tutto è molto molto troppo veloce e quando tutti usciamo da qui andiamo di corsa. Qui un po' entrando in questa struttura si ha la sensazione che il tempo invece sia molto lento e che non passi mai. Una delle sensazioni che da alcune persone della polizia penitenziaria che ho avuto il privilegio di poter seguire fuori dalla struttura mi raccontano di come a volte sia difficile e di quanto il tempo qui a tratti trascorra lento. Il progetto Hermes nacque qualche anno fa per comprendere e cogliere quali sono gli aspetti e definire quali sono gli eventi sentinella sui quali noi possiamo e dobbiamo soffermarci per abbassare il rischio di stress lavoro correlato. Ovviamente quando parliamo di elementi sentinella dobbiamo calarci all'interno dello specifico di questo lavoro. Questo lavoro è giudicato ad alto rischio per impatto psicologico da stress e lavoro correlato per una serie di eventi, situazioni emotivamente pesanti, eventi critici, richiami ingiusti a volte da parte dei colleghi che non sempre riusciamo a comprendere, scarso sostegno fra colleghi, conflitti a casa, perché ricordiamoci che fuori da qui comunque siamo delle persone e le persone vanno incontro sempre a difficoltà che poi ci portiamo dentro il lavoro. Non tutto lo stress è negativo e non tutto lo stress è positivo. In che senso? Quando noi ci dobbiamo predisporre fisiologicamente a fare un compito importante, abbiamo dentro quell'adrenalina e quel cortisolo che ci aiuta a predisporci al meglio per affrontare il nuovo problema. Pensiamo per esempio quando dobbiamo dare un esame o quando dobbiamo fare un'attività importante. E quindi questo è uno stress buono perché ci aiuta, ci stimola. Poi c'è tutta la parte invece dello stress negativo che alcuni hanno individuato nell'estrema ratio con la sindrome del burnout, no? Noi a volte non comprendiamo esattamente cosa lo stress ci possa fare, perché all'inizio i sintomi sono quasi sottili, no? Perdiamo ore di sonno, diventiamo più irritabili, abbiamo delle difficoltà di concentrazione, fino ad arrivare a un punto in cui perdiamo interesse per quello che facciamo, iniziamo ad alzarci la mattina senza troppa voglia di andare a lavorare, abbiamo, come dire, dei sentimenti di tristezza e un sentimento di profonda solitudine. E in questo colgo assolutamente l'invito della dottoressa Vazzana quando parlava e grazie per questa attenzione psicologica profonda che lei ha verso la polizia penitenziaria. Diceva, a volte abbiamo vergogna a dire e a comunicare ai nostri superiori che abbiamo delle difficoltà. In realtà, se noi non interveniamo su questi eventi sentinella, se noi non interveniamo in maniera molto precoce, arriviamo a fatti di cronaca veramente spiacevoli che in realtà potremmo riuscire in qualche modo a risolvere. Quindi benissimo sarebbe un progetto fantastico lo sportello d'ascolto, perché ci sono delle persone che tecnicamente sono preparate dall'altra parte e che colgono proprio questi eventi sentinella che sono determinanti per evitare che le situazioni future diventino più complicate poi da gestire, anche perché, signori, possono non accadere, e questa cosa ci tengo a dirla, nelle forze dell'ordine in generale, possono non accadere fatti eclatanti al lavoro, però poi le vite private vanno in pezzi.
e questa cosa accade purtroppo in maniera continuativa a livello nazionale, e forse rendersi conto che ci portiamo il lavoro a casa, ma non in termini professionali, ma in termini emotivi, perché lo stress scava delle gocce sulla nostra emotività. Se impariamo in qualche modo a riconoscerle, impariamo a riconoscerle i segni, ne parliamo attraverso uno sportello, o a volte io dico ai miei pazienti, per esempio, andate a iscrivervi in palestra, ricolmate la vostra vita fuori dal lavoro di situazioni piacevoli, perché se io non metto del buono e sono un contenitore che è in grado soltanto di far uscire delle cose, poi come mi riempio, come mi ricarico? A volte, vi dovete immaginare, non siamo nient'altro che cellulari. Il cellulare, arrivato a un certo punto, se chiamiamo, si scarica. Dico, oltretutto, l'ultima cosa, e poi chiudo, non tolgo altro tempo agli ospiti, è un'altra cosa che io entro molto spesso qui come perito tecnico d'ufficio, di parte, per vedere i detenuti, e devo dire che certe volte sono rimasta colpita anche da un clima di collaborazione fra gli operatori penitenziari, veramente che mi ha lasciato favorevolmente colpita. Altre volte invece sento dei livelli di tensione incredibili. Ecco, forse quelli potremmo comprenderli meglio. Dall'altra parte dico, è vero, e anche riflettevo, io mi occupo di pazienti psichiatrici per la maggior parte del tempo, e mi sono resa conto che quando hanno chiuso gli ospedali psichiatrici sono arrivati alle carceri un carico di lavoro enorme, per cui gestire queste persone è veramente complicato, anche perché l'imprevedibilità di questi soggetti spiazza chiunque. Un non tecnico è veramente molto spiazzato da questa cosa, quindi forse insieme allo sportello d'ascolto, a una scarica di tipo fisico quale la palestra può in qualche modo arginare, aggiungerei anche forse qualche altro livello di formazione specifico per questi tipi di pazienti, perché questi pazienti detenuti logorano moltissimo, logorano profondamente, quindi forse anche questa cosa potremmo aggiungerla a un eventuale progetto. Si parlava di proposte, si parlava di possibilità, quindi io dall'esterno ho osservato tutte queste cose e in qualche modo volevo assolutamente condividerle con voi. Fuori il tempo scorre, qui il tempo è stressante, occupiamoci ogni tanto di noi. Gli psicologi, i medici competenti in questo senso possono dare una grande mano. Grazie. Grazie dottoressa Mezzatesta per la sua puntualità e la sua esaustività. Ora darei la parola al dottore Mangiapane, che è colui che ha condotto il progetto Hermes, che ha analizzato i dati dopo aver somministrato un questionario e ha rilevato il rischio di questo istituto. Prego, dottore. Tanto buongiorno a tutti, anch'io parto con i ringraziamenti da parte ringrazio la direttrice, che ormai collabora un anno anche per altri tipi di progetti, anche il comandante. Questo è un progetto che è stato pensato con molta attenzione, abbiamo fatto tantissime riunioni ed è stato molto importante e non è scontato quello che abbiamo fatto, perché anche in altri istituti penitenziari dove ci sono i miei colleghi, io ho detto che ho fatto questo tipo di lavoro, mi hanno detto appunto, ma com'è possibile che loro hanno fatto questo tipo di lavoro sullo stress? Com'è possibile? Quindi parlo anche di carceri importanti come quello di Roma, oppure con il carcere di Catania. Questo sta a sottolineare con la sensibilità di questo istituto, e non solo ovviamente per quanto riguarda lo stress. Io vorrei partire da una definizione di un psichiatra che 150 anni fa disse: le afflizioni, cioè il dolore, che non trovano sbocco nelle lacrime, a un certo punto attaccheranno i propri organi. Cioè questo è un qualcosa che ora le neuroscienze lo dimostrano, quanto è importante dare spazio allo stress, al dolore. Io ho fatto molti convegni, molta formazione alle forze dell'ordine, da Agrigento a Palermo, a Roma, a Milano, e quando c'è la pausa, a un certo punto si avvicinano i vostri colleghi, che sia polizia penitenziaria, che siano carabinieri, polizia
dottore, ma niente possiamo fare per lo stress. È possibile che nessuno ci ascolta, è possibile che ho mal di testa e ho paura di avere mal di testa, se poi mi tolgono l'arma, cosa succede? Ma niente possiamo fare. Io ovviamente me ne hanno provocato e dico, ma cioè, se ce l'avete lo psicologo, sì, ma lo psicologo della polizia, come facciamo a parlare quello? Quindi abbiamo paura di parlare. E come diceva Shakespeare, il cuore che non vi spiglia, si spezza. Cioè è molto importante, come diceva la collega dottoressa Mezzadestra, quindi dare la possibilità agli operatori di poter esprimere il loro stato di sofferenza, di ansia, di stress. Lo stress, come appunto è stato accennato, diventa negativo nel momento in cui è costante nel tempo, che si chiama distress, che è uno stress appunto che ci può fare ammalare. Io ora accennerò brevemente che cos'è il malessere organizzativo, che cos'è lo stress lavoro correlato, anche se già qualche collega mi ha anticipato, però sarò molto breve da questo punto di vista. Quali sono gli indicatori di rischio del contesto e del contenuto? Questo vi faccio dare la definizione dello stress lavoro correlato. Noi l'abbiamo correlato con il burnout e abbiamo visto quanto è importante, poco fa accennamento della dottoressa Mezzadestra, come il burnout, quindi lo stress nel tempo che non viene elaborato, che non viene verbalizzato, si trasforma in burnout, cioè in esaurimento emotivo. Vedremo come nelle aree della ricerca i soggetti più a rischio sono maschi e soggetti sposati, ovviamente con maggiore responsabilità. E ci sono dati interessanti, ovviamente non ho messo tutti i dati della ricerca, ci vorrebbe una giornata intera solo per descrivere la ricerca, ho messo soltanto degli spunti importanti, interessanti, che poi ovviamente si trasformerà in un libro. Quando noi parliamo di malessere organizzativo, allora, se l'ambiente di lavoro è vissuto come insicuro e ostile, l'esperienza lavorativa perde la sua funzione di integrazione. E quindi c'è questo rischio di burnout, questo rischio di avere già l'ansia di andare al lavoro, già la preoccupazione. E questo nel tempo produce un cambiamento a livello psicofisico. Diamo qualche numero. Allora, tanto voglio dire che lo stress lavoro correlato costa alle aziende in Europa, pensate, 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro. Per questo l'Europa a un certo punto dice no, attenzione, noi dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualcosa, perché il rischio è elevato, soprattutto in situazioni a rischio come quello del carcere. È la seconda causa di malanno dopo il mal di schiena. Quindi ci sono costi veramente importanti dove noi dobbiamo cercare di intervenire per evitare situazioni spiacevoli, come ad esempio il suicidio nelle forze dell'ordine è molto presente. Quali sono i rischi psicosociali? Stress lavoro correlato, sindrome del burnout e mobbing. Non parlerò del mobbing, in quanto non fa parte del progetto di ricerca e in quanto la legge non include il mobbing nello stress lavoro correlato. Ma parlo dello stress lavoro correlato e della sindrome del burnout e come entrambi sono statisticamente correlati. Andiamo avanti. Chi colpisce lo stress lavoro correlato? Qualsiasi livello, qualsiasi settore e le aziende di qualsiasi dimensione, producendo problemi sia nel singolo sia nelle organizzazioni. Ci immaginiamo, mi diceva una volta una signora che lavorava all'università, io dovevo andare a prendere mio figlio a scuola, quindi già alle 12:15 cominciavo a guardare l'orologio, devo uscire, è tardi, il tempo non è buono, già la sua mente era distratta, cioè non riusciva a concentrarsi nel lavoro. Cosa è successo? Ha messo l'asilo nido all'interno dell'università. Questa signora si era serenata, era tranquilla. Mi sono venuti degli esempi banali. Cioè, immaginiamo in altre aziende quando può essere importante, oppure la stessa palestra che dà la possibilità di uno sfogo anche fisico da questo punto di vista. Sono aspetti veramente da tenere
considerazione, da non sottovalutare. Questa settimana pure anche altre persone mi dicevano quanto è importante concentrarsi lì sul lavoro, perché il bambino ce l'ho giù, io in 10 secondi arrivo e prendo il bambino, e questo significa produrre di più. Si produce di più. Queste sono quelle che le aziende non comprendono, non capiscono, che se il personale è messo nelle giuste condizioni, il personale lavorerà di più, verrà anche con la febbre, verrà anche con i malati, perché si identificherà con una cultura aziendale. Se questo non c'è, ovviamente ci sono più possibilità di ammalarsi, più possibilità di stare male, quindi significa medico del lavoro. Se noi andiamo a considerare il medico del lavoro, cioè i costi e i prezzi, soltanto ad esempio per il sistema del computer, sono cifre enormi, importanti. Allora diventa importante cercare di dare al personale la possibilità di lavorare bene. Lo stress di per sé è ineliminabile, l'opposto dello stress è la morte. Quindi si diceva che c'è uno stress positivo. L'importante è che lo stress non diventi uno stress, appunto, come ho detto nella premessa, uno stress negativo, uno stress che ci fa ammalare. Quando è che si verifica lo stress lavoro correlato? Quando c'è uno squilibrio tra la domanda percepita e le percezioni delle proprie capacità. Se l'azienda chiede il 100%, io posso dare il 70%, a lungo termine questo dislivello porta ad ammalarsi, porta a esaurirsi, porta a non rispondere più a delle esigenze. Poi immaginiamo appunto le problematiche anche all'esterno del lavoro. Andiamo avanti. Già avevo accennato sul discorso della salute, che colpisce non solo la singola persona dipendente, ma anche quindi tutta l'organizzazione. Questo è appunto un esempio di come c'è uno squilibrio tra risorse e richiesta. Ad esempio, in una ricerca internazionale è stato visto come la maggior problematica per quanto riguarda lo stress lavoro correlato è il tempo. Bisogna fare tutto velocemente. Io ho fatto sempre una ricerca per quanto riguarda stress lavoro correlato ai call center, che lì stranamente sono fortemente stressati, che devono dare delle risposte immediate, non possono distrarsi, la pausa deve durare 15 minuti. Tutto questo alla fine porta a situazioni, a disturbi di natura psicosomatica. Allora, lo stress lavoro correlato è quello causato da vari fattori proprio nel contesto e nel contenuto del lavoro. Questo diventerà, questi indici, è diventato un questionario che io poi ho modificato e ho riadattato un attimino a quello che sono le esigenze dell'istituto penitenziario. Io mi ricordo in questo questionario mi è stato sempre chiesto: ma che cosa vuol dire feedback? Mi ricordo questa cosa sul feedback che mi aveva chiesto in continuazione qual era il significato. Allora, nel contesto di lavoro viene analizzata la cultura organizzativa, il ruolo dell'organizzazione, l'autonomia, le relazioni interpersonali, l'interfaccia famiglia-lavoro. Anche qui si fanno delle domande sulla famiglia, che è molto importante. Così come il contenuto del lavoro, l'ambiente di lavoro, attrezzatura e pianificazione dei compiti. Ogni punto che io sto elencando è un questionario. Inoltre, qua ho dimenticato, io devo ringraziare anche i 25 psicologi che hanno collaborato con me, perché non sono stato ovviamente l'unico. C'è una ricerca che è durata comunque 6 mesi, che mi sono misurato tanti questionari, e la ricerca è stata condotta su 250 soggetti dipendenti dall'istituto penitenziario, quindi una ricerca importante, imponente da questo punto di vista. Andiamo avanti. Questo un po' già l'abbiamo accennato, andiamo avanti sul contesto, sul contenuto. Avanti. Questi qua sono gli indici psicosociali emergenti che vanno dalla flessibilità del mercato di lavoro, l'intensificazione del lavoro, l'equilibrio tra vita e lavoro e via dicendo. Poco fa, questo qua vado velocemente perché già è stato accennato sul burnout, quindi noi abbiamo lo stress, lavoro correlato e il burnout, che ovviamente sono correlati. Cioè, dove c'è stress lavoro correlato c'è ovviamente quindi la sindrome del burnout. Vi faccio un esempio estremo di sindrome del burnout che è stato osservato in ospedale. C'è una coppia che entra in ospedale perché il bambino sta male. A un certo punto l'infermiere esce
dalla stanza con il bambino esame, portare all'altra stanza dicendo che il bambino era morto. Così, con questo distacco, con questa freddezza. Questo perché sono soggetti che a un certo punto si distaccano dalle proprie emozioni, quindi non sono più attenti all'utenza. Immaginate voi quando andate in qualche ufficio pubblico cosa succede. Poi ho fatto ad esempio una ricerca per quanto riguarda lo stress lavoro correlato, il burnout negli ospedali, nei pronto soccorso. Ovviamente quelli più a rischio sono chi lavora nel pronto soccorso o primati oncologici. Quindi il burnout è caratterizzato da questi tre aspetti: l'esonente continuo, la depersonalizzazione e la ridotta realizzazione personale, perché a un certo punto si perdono le motivazioni per andare avanti, cioè non si ha più voglia di andare a lavorare, non ci siete forzati. Insomma, poco fa parlava appunto di questo stress che la persona percepisce fin dalla fase iniziale. Già gli viene il freddo, come mi ha detto qualcuno qualche settimana fa, a pensare che deve andare a lavorare. Andiamo avanti, questi qua sono i vari disturbi che si possono presentare in caso di burnout, che sono disturbi abbastanza importanti, dall'umore, disturbi di ansia, disturbi psicosomatici. Allora, per quanto riguarda la valutazione del rischio stress lavoro correlato, ovviamente sta un aspetto che decide, che sta dove è responsabile la direttrice del Pagliarelli. In cui assieme abbiamo utilizzato una metodologia, che ovviamente c'era un po' nella legge questa metodologia. Noi abbiamo costituito un gruppo di gestione con la direttrice, il comandante, l'avvocato Marino, io, la dottoressa Severino e il professore Ricchio. Questo è stato l'approccio iniziale del progetto. Questo poi ci ha portato ad avere una strategia comunicativa. Abbiamo fatto ben 6 incontri in questo teatro, andando a spiegare ai vari dipendenti il lavoro che deve essere svolto. Questo perché la comunicazione diventa importante, non possiamo sbagliare noi psicologi nella comunicazione. Quindi 6 incontri preliminari prima della ricerca, abbiamo spiegato che cos'è lo stress, quali sono i questionari, qual è l'obiettivo del lavoro, sull'anonimato e via dicendo. Questo qua per spiegare bene qual è il nostro lavoro. E poi abbiamo fatto una valutazione preliminare e una valutazione di approfondimento. La valutazione preliminare per legge può essere fatta anche da ingegneri, che ad esempio non sono molto d'accordo, penso anche ai miei colleghi psicologi non sono molto d'accordo, penso che anche la valutazione preliminare dovrebbe scattare dallo psicologo e non ad un ingegnere. Quindi che noi dovremmo intervenire sia nella parte preliminare ma sia soprattutto nella parte dell'approfondimento, però credo che sia di pertinenza nostra piuttosto che quella legata ad esempio all'ingegnere. E metodologia, valutazione preliminare, noi abbiamo utilizzato gli eventi sentinella, hanno fatto una scheda A, che sono degli eventi oggettivi presenti nel Pagliarelli, come esempio gli infortuni, la richiesta di ferie e via dicendo. Poi abbiamo somministrato 2 test, una sul contenuto, che sono le schede B, e l'altro sul contesto, che è quello che vi ho fatto vedere poco fa. Da lì poi verrà fuori dei risultati, in cui può essere o un fattore di rischio basso, o un fattore di rischio medio, o un fattore di rischio alto. Vediamo, questi 250 ora soggetti, quanti di loro hanno risposto come rischio elevato per quanto riguarda lo stress lavoro correlato. Vai avanti. Vai avanti, questo qua già l'ho accennato poco fa. Questo vi diciamo appunto, ci sono 3 tipi di rischio, ovviamente i 2 terzi dei test dell'anticipo è il risultato in un'area di rischio a stress lavoro correlato, nella fascia in area rossa. Questo è qualche esempio come la scheda A, sono esempi di domande in cui in questo caso è la direttrice che risponde su degli elementi di natura oggettiva. Questo per dire un punteggio avremo appunto un fattore di rischio già nella scheda A. Questi qua la scheda B sono esempi di domande. Avanti. Ad ogni domanda bisogna rispondere sì oppure no.
Questo qua vi dicevo che poi il risultato quindi viene inserito in una di queste 3 fasce come punteggio totale. Questa è la scheda B sul contesto avanti. Ovviamente non sono solo queste 2 paginette, attenzione, ci sono decine e decine di pagine per ogni test. Io vi sto facendo vedere soltanto un modello. Questa alla fine ci dà il risultato totale di tutta la somministrazione degli strumenti. Vai avanti. Questo qua è il MASLAC che ci va a valutare e misura il burnout. Già andiamo a qualche dato della ricerca. Avanti. Intanto noi abbiamo somministrato a 250 soggetti dipendenti del Pagliarelli. Di questi 250 soggetti 216 sono maschi e 32 donne, cioè l'86% sono maschi e 12,8% sono donne. La fascia d'età maggiormente coinvolta è quella dai 31 ai 45 anni. La maggior parte delle persone che abbiamo somministrato i test per la ricerca sono sposate. La maggior parte di queste persone, quindi l'82,8%, hanno figli. Per quanto riguarda la scolarizzazione, la maggior parte di loro presenta quindi una scuola media inferiore, siamo al 48%, mentre la scuola media superiore 43%. Poi immaginate che il dato di questo non lo possiamo incrociare con tutti gli altri test, però ovviamente qua vi sto facendo vedere soltanto qualche dato, qualche curiosità della ricerca. Queste qua sono le istituzioni del sindacato. Allora, su 250 protocolli, soltanto 5 sono risultati con basso rischio, su 250. 77 rischio medio e ben 162 sono risultati con un rischio alto. Quindi dobbiamo intervenire attraverso delle correzioni. Abbiamo visto il discorso della palestra e dello sportello psicologico. Questo è molto Questo è molto importante perché ecco, io mi aspetto che tra qualche anno, quando rifaremo la ricerca, questi dati ovviamente devono essere comunque dimezzati, cioè dobbiamo dimostrare che abbiamo lavorato bene, che questa sensibilità non si è soltanto manifestata a un livello così descrittivo e teorico. Quindi questo è l'intervento che noi dobbiamo fare in modo tale che questi risultati debbano comunque scendere in maniera significativa. Vai avanti? Qualche curiosità? Vai avanti? Ad esempio questi qua sono l'esperimento emotivo, depersonalizzazione e gratificazione personale, il burnout, che è correlato in questo caso con maschi e femmine. Praticamente l'esperimento emotivo nei maschi risulta un punteggio significativo rispetto a quello delle donne, cioè i maschi sono più esauriti rispetto alle donne. No? Per quanto riguarda invece la depersonalizzazione, anche qua i maschi hanno un punteggio che hanno più difficoltà da questo punto di vista, si estrano facilmente dalle emozioni rispetto alle donne, e questo può essere di natura anche di cultura da questo punto di vista. Invece sul contesto e contenuti i risultati sono comunque quasi identici per quanto riguarda lo stress proprio sul lavoro. Vai avanti. Questo invece riguarda l'età. La maggior parte dei soggetti, cioè i soggetti più a rischio, sono quelli dell'età quelli che hanno un'età maggiore ai 45 anni. Sono soggetti più a rischio perché ovviamente hanno più anni di servizio rispetto agli altri colleghi. Però è stato visto una cosa molto interessante, è che chi inizia a lavorare in una fase iniziale è fortemente stressato, cioè anche se inizia a lavorare da poco. Quindi da lì bisogna iniziare a fare già attenzione. Poi qualche altro dato interessante, l'isolamento emotivo, ecco, per quanto riguarda i soggetti sposati, quindi i soggetti sposati hanno un maggiore esaurimento emotivo rispetto ad esempio
convivente rispetto ad esempio a chi è divorziato, e anche certo del dipendente ne parliamo, anche il singolo comunque risulta particolarmente stressato, cioè l'unico sembra il convivente. Quindi quello che rischia di più sono soggetti sposati, come detto comunque all'inizio. Questi sono, diciamo, alcuni dati introduttivi della ricerca, quindi abbiamo dimostrato correlazioni significative, correlazioni tra maschi e femmine, correlazioni tra stress lavoro-correlato e burnout. Io concludo qui il mio intervento, lascio spazio anche all'altra collega e grazie a tutti. Grazie, grazie davvero per la sua collaborazione sia in questa giornata che diciamo nel progetto. E darei la parola al nostro medico competente, o medico del lavoro, il dottore Spinaci. Buongiorno a tutti, io sono il medico competente da 2 anni di questa casa circondariale. È stato ed è un'esperienza bellissima, collaborazione con il datore di lavoro, la dottoressa Bazzar, la dottoressa Marino, il comandante. Il mio ruolo è quello di collaborare con il datore di lavoro per quanto previsto dall'8108 con l'RSPP e sentire l'importante contributo dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza per promuovere la salute di tutti i lavoratori. Il decreto legislativo 8108 affida al datore di lavoro un compito importante, che è quello della valutazione di tutti i rischi che si presentano nell'ambito della sua azienda, dell'attività lavorativa. E rispetto alla 626 del 94, che è stata abrogata proprio dall'8108, dà al datore di lavoro un altro compito: valutare lo stress lavoro correlato. Grazie alla collaborazione del medico, grazie alla collaborazione dell'RSPP, previa consultazione degli RLS. È un rischio difficile da valutare rispetto a tutti gli altri rischi lavorativi che possono essere presenti in un'attività lavorativa, come rischi fisici, rischi chimici. Se io ad esempio voglio valutare il rischio rumore, basta accendere tutte le apparecchiature presenti in azienda, prendere un apparecchio che è il fonometro e io avrò un numero, un valore. Se supero gli 85 decibel di NEX, che sarebbe l'esposizione per 8 ore lavorative del lavoratore, c'è il rischio rumore. Se ho un valore sotto 85 non ho il rischio. Ma il rischio stress lavoro correlato come si fa a valutare? Abbiamo lo stressometro? Purtroppo no. Sicuramente ci sono delle attività ad elevato rischio stress e le forze di polizia penitenziaria rientrano a pieno titolo tra queste. Io per esempio nell'attività che svolgo qua dentro mi accorgo che i veri che si fanno una detenzione a 30 anni sono proprio loro, noi detenuti, costretti. Ma è la verità. E purtroppo anche la carenza di organico li obbliga a turni spesso difficili e questo sicuramente agisce in maniera negativa su questo, tra virgolette, possiamo definirlo malanno del lavoro. Oggi sicuramente i fattori di stress, l'attività lavorativa è cambiata rispetto al passato. Per esempio non osserviamo più noi medici del lavoro malattie come per esempio la silicosi, però c'è un incremento di tutte queste malattie che possono essere ricondotte ad una cattiva organizzazione, perché lo stress spesso è dovuto proprio a questo: turni massacranti oppure personale ridotto che li costringe a questi turni. E poi ci sono delle caratteristiche tipiche del lavoro. L'agente di polizia penitenziaria purtroppo deve
stare a contatto con persone in un ambiente dove c'è malessere, è normale. Ma pensiamo per esempio anche a quei medici, infermieri, operatori sanitari che operano in reparti oncologici pediatrici, per esempio. E lì che cosa fai? Togli il malato, togli il detenuto. Purtroppo è un rischio insito nell'attività che si svolge e il ruolo del datore di lavoro, del medico competente, è proprio questo: cercare di creare delle condizioni all'interno dell'attività lavorativa che possano ridurre questa esposizione. Infatti il ruolo è appunto questo. Il mio compito si avvale, quindi la figura del medico competente è sicuramente una delle figure principali. Perché principale? Perché io visito singolarmente ogni dipendente. Queste visite si fanno periodicamente e su richiesta dei lavoratori che ne facciano richiesta. E lì quindi il medico competente riesce ad poter cogliere quei fattori sentinella che possono fare alla fine riconoscere quel malessere, quei disturbi che la menda come legati proprio all'attività lavorativa, ad un eccessivo grado di stress che stanno vivendo in quel momento. La sorveglianza sanitaria in genere, per quanto è previsto dalla normativa in atto vigente, non scatta in automatico se è presente lo stress lavoro correlato, perché purtroppo la mia attività non può, arginare questo rischio, però posso intervenire in maniera forte andando a proporre al datore di lavoro degli interventi sull'organizzazione o sulla modalità di esercizio dell'attività svolta dal dipendente per cercare di ridurre questo disagio. La sorveglianza sanitaria si completa infatti con un giudizio di idoneità che può essere di un'idoneità piena, un giudizio di idoneità che prevede delle prescrizioni, delle limitazioni o di non idoneità temporanea o permanente. E non vi nego che spesso è difficile anche far comprendere ai datori di lavoro le prescrizioni e le limitazioni del medico competente, perché nel momento in cui io scrivo per esempio il lavoratore non può svolgere l'attività a turni, il lavoratore non può svolgere l'attività di notte, il lavoratore deve fare delle pause lavorative, sempre per arginare questo rischio, giustamente i datori di lavoro spesso per carenza di personale si trovano in difficoltà nel poter poi svolgere le attività lavorative quotidiane. Questa è la difficoltà di questo ruolo fondamentale che è proprio della mia figura. Una figura, guardate, che di grande rilievo in questo senso. E infatti cosa dirvi riguardo all'attività che ho svolto in questi 2 anni che sono medico competente? Io ho notato come fattore quello limitante questa riduzione del personale che un pochettino mi mette anche in difficoltà, mette peggio in difficoltà il datore di lavoro, mette in difficoltà il comandante, nel poter fare qualcosa per migliorare quelle performance dei lavoratori e di fare venire il lavoratore, vedete, felice. Il lavoratore deve essere felice di venire a lavorare, non deve vedere il lavoro come una punizione. Il lavoro nobilita l'uomo, giusto? E quindi sarebbe bello che tutti i lavoratori avessero questo sorriso. E qui c'è. L'apertura della palestra è sicuramente uno degli interventi che avrà questo ruolo, un'attività anche di tipo ricreativo, di fare stare assieme questi lavoratori tra di loro, di fare condividere anche una parte della giornata che non sia quella istituzionale del compito di fare la sentinella, ma proprio trascorrere quella mezz'ora, quell'ora di tempo con i colleghi di lavoro. In passato guardate che c'era. Io per esempio sono stato medico al porto di Palermo e c'era proprio la casa del portuale, cioè i lavoratori finivano di lavorare e poi avevano quel momento ricreativo assieme,
perché passiamo più tempo al lavoro. E quindi ecco, noi stiamo effettuando queste misure, ne faremo sicuramente tante altre che avranno questo ruolo, rendere il posto di lavoro più bello, più sicuro e che soprattutto non sia causa di malattia per il lavoratore. Il lavoratore deve lavorare 8 ore al giorno per 40 ore alla settimana e arrivare poi alla pensione in perfetto benessere. E siccome sicuramente ci sono tanti fattori, va bene, che possono influenzare negativamente, ecco, le attività, il nostro ruolo è la valutazione dei rischi e tutte le misure correttive che verranno effettuate avranno proprio questo compito. Grazie a tutti e agli organizzatori di questo convegno. Grazie dottor Spinaci. Ora, onde evitare che questo convegno ci stressi in maniera grave, è stato previsto un break che si farà adesso, poi continueranno i lavori, ci sarà l'intervento della dottoressa Fordai, che è una psicologa del lavoro e delle organizzazioni, e poi chi vorrà intervenire potrà farlo tranquillamente, e finiremo questa giornata con l'inaugurazione della palestra. La conclusione di questo convegno sarà affidata al dottore Parisi, nostro capo del personale. Grazie per adesso e potete accomodarvi al break. Dopo questo break, che spero vi sia stato gradito, darei la parola alla dottoressa Fordai, che è una psicologa del lavoro e delle organizzazioni. Prego, dottoressa. Scusate se parlo in piedi, ma lo preferisco. Grazie. Vi devo fare un grazie particolare, sì per l'invito, sì per questo convegno. In realtà perché questa mattina mi avete regalato una cosa che ho trovato speciale, magica. Sono arrivata quando stavate facendo il picchetto d'onore. È stato un momento emozionante, ma bello a livello lavorativo. Vi ho visto sorridenti, ho visto voi che scherzavate, eravate allegri, gioiosi per la bella giornata. Il picchetto d'onore penso che sia stato un momento emozionante anche per voi. E quindi grazie per questo dono che mi avete fatto. Io sono uno psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Nel mio biglietto da visita c'è scritto esperto in valutazione stress lavoro trovato. In realtà io qui mi sento assolutamente fuori luogo, perché i veri esperti, quelli in trincea, quelli che hanno la gastrite, che hanno il mal di testa, che hanno tutti i sintomi di cui hanno già parlato i colleghi, siete voi. Quelli, come dice il medico competente, agli arresti domiciliari siete voi. Sappiamo che lo stress è il secondo problema a livello lavorativo in tutto il mondo. I lavoratori a livello europeo hanno questo problema 1 su 4, ma il comparto della polizia penitenziaria 1 su 3. Il che vuol dire che la persona accanto a voi ha un problema di stress lavoro correlato. Avete ragione, sì, assolutamente, guardatevi intorno, perché la persona accanto a voi non è altro. C'è chi indica addirittura, io lo vedo, c'è chi indica le mani così. Esattamente. E se indico con 2 mani così, a destra e a sinistra, potrebbe essere la persona con stress. Pensate quanto è rilevante questo problema. Io sono veramente felice di
che ci sia il vostro direttore del personale, perché vuol dire che qualcosa si muove, che non è più un problema esclusivamente di valutazione e di legge. Vuol dire che qualcosa altro deve essere fatta, se no non si sarebbe mosso. Per quanto riguarda le ricerche sullo stress nel comparto penitenziario, non è tanto l'età, l'anzianità di servizio, né il genere, né il contatto col detenuto, ma la qualità della relazione col detenuto che fa arrivare al burnout e allo stress lavoro correlato. Non è il tempo che voi passate con il dolore, ma è quanto vi colpisce. Il problema sono le emozioni. Una cosa che a livello legislativo di cui si parla veramente poco, questa cosa, che sono questa cosa, le emozioni. Io ho la pistola, io ho la divisa, io non ho bisogno di questa cosa. E invece è per quello che vi porta al malessere, vi porta a non venire volentieri al lavoro. Invece, come diceva il dottore Schillaci, il lavoro deve essere un'attività piacevole. Io vorrei che vi chiedeste, ognuno di voi, dai capi a scendere, io cosa posso fare per combattere lo stress lavoro correlato? Come posso fare stare meglio la persona che ho a destra e a sinistra, visto che penso che possa essere stressato da lavoro? Non è vero che è tutta una questione di soldi. La palestra, per essere recuperata, chiaramente ha avuto bisogno di fondi. Ma adesso l'uso che ne farete voi di questa palestra, di questa misura correttiva sullo stress, farà la differenza. Se quella palestra diventa un momento aggregativo, un momento altro fuori dal lavoro, un posto altro anche come pensiero rispetto a togliermi di dosso la fatica, quello sarà veramente il momento in cui diventa una misura correttiva. La valutazione stress lavoro correlato è, viste le nuove linee guida del 2017 dell'INAIL, io consiglio un rifacimento della valutazione, perché il lavoro fatto dai colleghi è molto importante, ma una rivalutazione, soprattutto in funzione delle linee guida, è molto importante. Cosa prevede? Il datore di lavoro con l'RSPP, con il medico competente, fanno la valutazione. Ma la cosa importante è coinvolgere i dirigenti. La cosa importantissima è coinvolgere i lavoratori. Cioè sì, ma se devo fare la checklist, i dati ce li ha il direttore del personale? No, perché poi alla valutazione preliminare deve corrispondere i correttivi. I correttivi non li fa il direttore del personale, i correttivi non li fa l'RSPP. Può mettere in campo dei correttivi, ma non li fa da solo. Quindi coinvolgere tutti voi. Io spero che quello che vi dico vi resti dentro, perché tutti voi, non è una questione di legge fare la valutazione stress lavoro correlato, tutti voi siete gli attori di questo percorso, perché senza di voi i correttivi, anche se vengono pensati, non sono attuabili. Quindi quello che io
mi sento di dire a questa amministrazione questo: coinvolgete tutto il personale, anche se voi state facendo la checklist, ditelo che state facendo la checklist, mandate una lettera, fate in modo che nelle riunioni si parli di questa cosa. Riuscire a parlare di stress lavoro correlato è già mettere il primo picchetto per cominciare a cambiare le cose. Voi avete dei problemi grandi, avete parlato di suicidi. Non è detto che tutto sia risolvibile, ma con un pezzetto ognuno forse questo ci si può riuscire. L'altro argomento di cui avete parlato è lo sportello di ascolto. I colleghi sono stati davvero molto bravi a mettere in campo le loro energie per fare questo processo di valutazione e lo hanno fatto in maniera gratuita. Io credo che ancora non siete riusciti a mettere a fare lo sportello di ascolto, perché avete cercato di farlo in maniera gratuita. Cioè, chiaramente, sì, non ci sono soldi, sì. No, questo lo comprendo bene. Però uno sportello d'ascolto non deve essere soltanto lo sportello d'ascolto, ascolto la persona, perché la persona porta le istanze dell'organizzazione, porta il malfunzionamento dell'organizzazione. Un problema legato a conflitti al 90% non è legato alla persona, ma è legato alla organizzazione. Quindi qualsiasi istanza io sto portando allo sportello è sicuramente legata all'organizzazione. Quindi ci vogliono delle figure che possano non solo ascoltare, ma essere da tramite e proporre delle soluzioni peraltro all'organizzazione per la risoluzione dei problemi. L'8108, per quanto riguarda il comparto proprio dello stress, è fatto per prevenire e risolvere. Un DVR dove ci sono 100 pagine, non devono essere 100 pagine di valutazione, devono essere 4 pagine di valutazione e il resto devono essere i correttivi. I correttivi sono legati all'organizzazione. Un carcere può essere completamente diverso dall'altro, per quanto le tematiche possono essere uguali. Quindi i correttivi devono essere legati a quel dato problema e a quel dato comparto. Cosa fare dopo che si è fatta la valutazione? Si sono identificati i correttivi adeguati all'organizzazione e a quel punto qualcuno deputato a farlo deve essere il garante del benessere dopo. Ci deve essere un'equipe che non può essere fatta soltanto dall'RSPP e dal medico competente, che dica va bene, ad un anno cosa abbiamo fatto? Come abbiamo risolto questo problema? E se il problema non è stato risolto, devono essere messi in campo altri correttivi. Concludo sottolineando che il rischio lavoro stress correlato, quanto necessario per valutazione, è un momento per migliorare ognuno personalmente a livello lavorativo, perché se il processo viene fatto informando i lavoratori, rendendoli partecipi
ognuno avrà un pezzettino da fare, perché lo stress lavoro correlato non può essere demandato a contrapposizioni delle parti, ai sindacati, ma deve essere qualcosa che parte da noi. Basta. Grazie per il suo intervento. Adesso vorrei dare la parola al dottore Parisi, il capo del personale. Grazie, dottore. Buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento per l'invito alla direttrice e anche naturalmente al provveditore. Quando mi è stato fatto l'invito ho accolto con piacere per due ordini di motivi. Il primo perché stare al Dipartimento, per me che ho frequentato gli istituti tanti anni, rischia di decontestualizzarti, no? Quindi rischi di non capire più quelle che concretamente sono le tematiche, le problematiche del personale, e quindi magari ti fai dei pensieri che rischiano di non essere corrispondenti poi con la realtà. E quindi per me andare in carcere è sempre sotto questo profilo molto importante e molto interessante. E poi perché la tematica è una tematica che stiamo cercando di mettere al centro delle politiche dipartimentali. Non è facile definire ancora una strategia, perché poi la questione è proprio questa, quindi per me è anche un momento di ascolto, come diceva appunto Cinzia poc'anzi, perché significa cogliere degli elementi per concepire una strategia a livello generale. Io intanto sono molto contento del fatto che qui si sia fatto un progetto strutturato, quindi che sia andata oltre il compitino classico che magari non è facile ma neanche difficile adempiere in maniera formale. Il fatto che si sia fatto un progetto ben definito, con tanto di analisi, con tanto di checklist, credo che sia una fortuna, ecco, per i dipendenti che lavorano in questa struttura, cioè credo che sia una fortuna avere comunque una direzione che è attenta a queste problematiche. Quindi poi vi prego anche di mandarmi gli esiti di questi lavori, perché sì. Proprio qualche giorno fa dovevamo fare una riunione sullo stress del lavoro correlato per il Dipartimento, perché il capo Dipartimento, come dicevo, generosamente mi ha indicato anche come datore di lavoro del Dipartimento, quindi significa che bisogna occuparsi. Buon lavoro. Quindi bisogna occuparsi anche di quegli aspetti, però quello che a noi interessa, e quindi volevamo anche capire se scrivere ai provveditorati di farci avere quelli che sono un po' dei progetti già in atto, positivi, da cui poter trarre degli elementi che ci consentono poi di mettere in campo una strategia a più ampio respiro. C'è anche un aspetto economico, no? Cioè bisogna capire in che termini dobbiamo anche investire economicamente su questi progetti sul benessere. Normalmente gli investimenti economici sul benessere erano residui, ma anche un po' random, credo anche senza una grande pianificazione. Venendo al tema in questione, anche ascoltandovi, mi sono così, dico convinto, però ho degli elementi da mettere sul campo rispetto a quelli che sono, a quello che può essere il benessere lavorativo. Credo fermamente che il benessere lavorativo dipenda intanto da una buona organizzazione dell'istituto. Quando parlo di buona organizzazione intendo un istituto che abbia una chiara direzione, cioè che abbia dei chiari obiettivi, che abbia una linea progettuale ben definita e condivisa con tutti gli attori che sono in campo. Credo che sia importante che la singola unità di personale si senta parte integrante di quel progetto, si senta una pedina di una squadra che poi deve mettere in campo il risultato finale. Se tu non sai dove l'istituto sta andando, se tu non sai qual è la direzione che sta percorrendo, è difficile comprendere il senso del proprio ruolo. È difficile capire perché devo fare una determinata cosa. Se io concepisco un istituto perché, diciamo, l'utenza, come viene chiamata, sostanzialmente c'è un certo tipo di gestione, se noi parliamo di una sezione del 41 bis, è chiaro che io devo capire bene qual è la funzione, qual è la linea e qual è il ruolo che io devo mettere in campo. Se c'è una gestione che naturalmente per altri motivi, una reclusione, una questione attenuata, devo comprendere poliziotto, operatore, anche contabile, anzi non è assolutamente scontato, al contrario,
qual è la progettualità, perché io devo attivarmi per mettere a disposizione prima possibile i fondi, se è possibile, per quel tipo di iniziativa, per quel tipo di attività. Quindi credo che sia molto importante mettere sempre nero su bianco, con quello strumento che è stato in qualche modo anche forse poco valorizzato nel tempo, che era il progetto di istituto, cioè definire con chiarezza degli obiettivi partendo da un'analisi che ci sia a monte delle criticità che all'inizio ci sono state. Questa progettualità deve anche consentire gli spazi di autonomia del personale, cioè dobbiamo sempre lavorare. Si sente? Sì, si sente. Dobbiamo sempre lavorare, diciamo, dando spazi anche di autonomia ai propri collaboratori, in modo tale che tutti si sentano responsabilizzati e valorizzati. Quindi un'organizzazione chiara, un'organizzazione che coinvolga il personale, un'organizzazione in cui ognuno sa quello che deve fare, e quindi le comunicazioni passano in maniera chiara. Io credo che la buona organizzazione intanto consenta una serenità, cioè significa che io so in quale contesto sto andando a lavorare. Credo che però questo non basti. Io sono molto d'accordo con quello che diceva la dottoressa prima. Credo che poi la differenza sostanziale la faccia la qualità delle relazioni umane. All'interno di un'organizzazione che può anche essere perfetta, se non c'è una qualità delle relazioni umane tra operatori, nel nostro caso anche tra operatori e detenuti, tutto rischia di andare in frantumi. Quindi se ci riferiamo agli operatori significa che tutti quelli che hanno compiti di responsabilità, dal direttore al comandante, ai responsabili di area, ai responsabili di unità operativa, ai preposti, hanno una responsabilità, e la ribadisco, nel relazionarsi con gli operatori con cui collaborano. Parlare con i propri, tra virgolette, dipendenti, anche se il termine ovviamente non vuole sminuire il valore di nessuno, ma con chi collabora è fondamentale. Spiegare, relazionarsi, comprendere quella che può essere la situazione anche in quel momento psicologico del singolo operatore. Quindi questi aspetti di una relazione anche con i detenuti umana è molto importante. Io sono contento e convinto di quello che dicevate prima. Il nostro è un lavoro molto, molto particolare, è un lavoro in cui facilmente ci si scherma, facilmente si alza una corazza perché comunque ti devi difendere. Dico talvolta si ha anche un po' paura della propria umanità. Questo è trovare l'equilibrio tra il gestire in maniera come giustamente fare secondo principi di norme che noi abbiamo e nella relazione è sempre complicato. A me piace fare un po' ogni tanto l'esempio quando si fa della relazione con i detenuti. Noi abbiamo il compito arduo, questo ho detto prima, di arginare quella che è tra virgolette una negatività, cioè chi ha commesso dei reati, un pericolo per la società. Noi abbiamo il compito principale di arginarli, di tenerli in un contesto per cui non devono più evidentemente essere un pericolo per la società. Allo stesso tempo abbiamo anche il compito di trasformare, tra virgolette, quel male in bene, che è un compito che dire arduo è poco. Però in tutto questo credo che non sia incompatibile con una relazione umana con i detenuti. Io porto sempre, o spesso e frequentemente, l'esempio magari del detenuto che riferisce che il figlio c'ha la febbre. Chiunque di noi ha figli, anche se sposati per figli, non capito, chiunque di noi ha figli, io che sono fuori casa, ti dicono che il figlio c'ha la febbre, tu vai in ansia, chiami 20 volte, ma come sta, che è successo, In quella situazione precisa la differenza la fa la modalità. Tu puoi anche dire al detenuto che non rispetta la telefonata straordinaria, ma è nettamente differente di non ti preoccupare, dammi la domandina, tra virgolette, come si chiama, e la porto al direttore o la porto al comandante, che valuta, Poi magari se non c'è la possibilità, quello è un altro discorso, però è il contesto specifico che ci deve indurre a gestire in maniera, mettendo in campo anche le nostre capacità umane che sono unite. Io, guardate, forse mi discosto da quello che stavo detto prima rispetto a certe affermazioni, in particolare una. Io credo che noi siamo dei professionisti dell'esecuzione penale.
Cioè credo che non dobbiamo cadere, no? Nel trappola, talvolta può anche essere un luogo comune per cui siamo anche noi detenuti. Questo mi sento di dirlo come direttore del personale, cioè noi dobbiamo essere professionisti dell'esecuzione penale, il che implica una relazione, così come gli infermieri non sono malati, così come i medici non sono malati, così allo stesso modo il personale si distingue per ruolo da chi deve andare a gestire. Questo io mi sento di dirlo rispetto al ruolo che dobbiamo svolgere. Dico anche che quello che è stato fatto, oggi si inaugura una palestra, è molto importante perché il personale oltre a tutto questo ha bisogno di un'attenzione, no? Cioè la palestra è un momento di attenzione, significa guarda che io ti sto attento. Poi questo probabilmente non è esaustivo, non è sufficiente per risolvere la questione. Ho sentito parlare di sportello psicologico, io qui porto una mia esperienza personale. Come tutte le esperienze personali poi nascono da situazioni concrete, no? Che mi sono accadute. Io lavoravo al carcere di Monza anni fa e ci fu un suicidio di una gente inspiegabile, almeno per noi inspiegabile, che poi è accaduto, quindi una spiegazione ce l'aveva. Un suicidio di un ragazzo che il giorno dopo era trasferito a casa sua. Cioè aveva chiesto il trasferimento non so da quanto tempo, era riuscito a ottenere e in maniera veramente imprevedibile commette questo gesto insano. E quel fatto naturalmente ci ha messo un po', siamo tutti sconvolti emotivamente, ma ci ha in qualche modo indotto anche a porre dei correttivi, delle contromisure, probabilmente senza alcuna analisi accurata come è stata fatta qui. Però una delle cose che abbiamo provato a fare è quella con l'azienda ospedaliera, in quel caso che si occupava dell'istituto, perché in Lombardia non sono le ASL ma sono le aziende ospedaliere, si è creato uno sportello dedicato psicologico per il personale all'esterno, in modo tale che il personale potesse rivolgersi in maniera tranquilla, senza timori, perché poi i timori li conosciamo, sono i timori legati all'idoneità al servizio, alla vergogna. Ecco, ammetto che non c'è stata, questo devo dirvelo perché diciamo sono aspetti che bisogna condividere, non c'è stata una grande risposta, una grande affluenza, il che non significa, io dicevo sempre, per me è importante che il servizio ci sia. Per me è importante che a monte sia stato progettato un servizio che fa sentire il personale attenzionato, fa sentire il personale che non c'è una distanza. Allo stesso modo sono state fatte, promosse anche dal Dipartimento, anche a livello regionale, delle convenzioni con gli ordini psicologi. Ora, non so queste convenzioni andrebbero verificate in che termini sono state attuate. Io solo di esperienza, nella mia breve esperienza calabrese, quello che si era provato a mettere in campo era anche, ma in quel caso con finanziamento, perché poi comunque ci vogliono anche le risorse, dei momenti formativi, no? Che consentissero anche al personale che opera di avere, non dico delle competenze, però di avere degli strumenti che gli consentissero di decodificare dei segni di disagio, cioè creare all'interno delle strutture delle figure o comunque dei riferimenti che consentissero appunto di tirar fuori anche quelle che sono delle difficoltà. E questo è importante perché poi potrebbe consentirci, laddove è possibile, perché noi non possiamo pensare che sempre tutto è possibile, perché se no partiamo da un presupposto che è un presupposto sbagliato, ma laddove è possibile di decodificare, di intervenire, di avere comunque una possibilità di intervento. Io comunque vedo che all'interno degli istituti si moltiplicano i segnali sotto questo profilo, si cerca di comprendere quando ci sono dei momenti di difficoltà tra colleghi stessi, no? Io auspico che anche tra il personale che lavora concretamente ci sia questa attenzione e quindi anche questa opportunità di riferire a chi di competenza che ci può essere qualcuno in questo. Ecco, questi mi sembrano gli elementi così da mettere un po' sul piatto, cioè organizzazione, qualità delle relazioni, attenzione attraverso progetti concreti.
che possono essere quello legate al benessere in quanto tale, cioè anche all'attività ricreativa, no? Quello significa anche quello far parte di una squadra, no? Cioè anche quello deve rientrare nella progettualità dell'istituto, cioè la progettualità dell'istituto deve avere un capitolo destinato al benessere del personale, deve avere un capitolo, un paragrafo quantomeno, se non proprio un capitolo, che in qualche modo parte da quello che è stato fatto nell'anno precedente, analizzi e progetti e che preveda, laddove è possibile, anche delle risorse, degli investimenti che possano in qualche modo, laddove è possibile, perché non è così semplice e così scontato. Però diciamo gradualmente le cose si possono fare, perché se la palestra è stata fatta perché è stato detto prima, c'è stato anche un impegno del provveditorato, c'è stata un'attenzione, è stata fatta in questa logica complessiva e non soltanto perché qualcuno deve andare un po' a tirare i pesi, e questo mi sembra che non sia l'obiettivo. Ecco, io credo che questi sono poi i punti di partenza e vi ringrazio ancora, perché per me saranno degli elementi che magari vi consentiranno o ci consentiranno come Dipartimento e come provveditorato, perché poi è una squadra complessiva che deve lavorare insieme, cioè il Dipartimento è stretto al concerto con i provveditorati di mettere insieme delle strategie che migliorino e incrementino il benessere del personale. Grazie. Grazie dottor Lorenzi, grazie del suo intervento e della sua vicinanza anche alla problematica. Adesso c'è un intervento, la dottoressa Triscali dell'ASP di Palermo, che è una psicologa, ha chiesto di intervenire. Ovviamente se c'è qualcun altro che vuole fare un intervento o comunque ha qualche domanda può farlo. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito. Io sostituisco in maniera indegna il direttore sanitario, il dottore Montalbano, anche perché io all'interno dell'ASP di Palermo, oltre ad essere psicologa e psicoterapeuta, sono referente per l'assessorato per la valutazione stress e lavoro correlato e ho pure l'onore di far parte del gruppo regionale che si riunisce da SOE, quindi all'interno dell'assessorato, e che oltretutto è il gruppo che ha stilato le linee guida per la valutazione dello stress e lavoro correlato. Questo per sopperire ad una carenza legislativa, questo noi abbiamo ritenuto, che era quella appunto del fatto che la legge prevede l'obbligo della valutazione solo oggettiva. Noi in qualità di gruppo regionale abbiamo ritenuto che questo assorbimento dalla legge quadro era non corretta e che la legge quadro europea riportava invece la valutazione sia oggettiva che soggettiva. Abbiamo pensato, così come ho visto, condividiamo un po' tutti, che la partecipazione dei dipendenti e il dare voce ai dipendenti fosse importante, per cui in queste linee guida uno degli aspetti più importanti che è stato segnato era proprio quello di dar voce e quindi fare la valutazione soggettiva e prevederla già fin dall'inizio, esattamente come avete fatto voi. Quindi devo dire, mi è sembrata una cosa assolutamente molto bella in linea. Noi abbiamo dovuto scrivere le leggi, le linee guida, perché la legge non lo prevede questo e quindi secondo noi la fortuna dell'essere a statuto speciale ci permette anche di fare delle possibili eventuali modifiche, cose che sono state apportate. Noi abbiamo iniziato nel 2015 con la valutazione dello stress e questa è una cosa molto importante. Noi, quando dico noi, intendo il gruppo di lavoro che noi abbiamo costituito all'interno dell'ASP di Palermo, che prevede ovviamente come ruolo principale quello del datore di lavoro, quindi il nostro direttore generale, ma poi l'RSPP che quando si è ritrovato che devo fare io, ingegnere, cos'è che devo fare? Ovviamente ha chiesto da noi il nostro aiuto, il medico competente e poi i rappresentanti sindacali. Queste sono le figure previste per legge. Noi abbiamo aggiunto qualche altra, per esempio il personale, proprio perché per esempio nella valutazione oggettiva la ricerca dei documenti, numero di assenze, trasferimenti, incidenti eccetera sono particolarmente difficili e
chi meglio del personale può fare questa cosa. La nostra forza probabilmente è il fatto che, siccome abbiamo iniziato nel 2015, noi abbiamo potuto avere la possibilità di non solo fare una prima valutazione, attuare le misure correttive. Considerate che noi siamo 7.000 e quindi il nostro gruppo ha dovuto fare la valutazione per tutta Palermo e provincia, quindi la valutazione oggettiva. Dopodiché abbiamo fatto anche quella soggettiva, ma non in tutti i reparti, quindi diciamo che l'abbiamo fatto un po' a macchia di leopardo, utilizzando, e questo è anche un suggerimento che vi posso dare, tramite Google, il programma Google, in modo tale che i dipendenti scrivevano e si rispettava sicuramente l'anonimato, no? Perché così messi davanti una postazione di internet, la possibilità di inviare, e poi anche per la lettura dei dati è molto più semplice questo. Dopo aver fatto questa prima fase abbiamo messo in atto le misure correttive e adesso, proprio perché sono state identificate alcune strutture a rischio, per fortuna vi posso dire che all'interno della nostra azienda non sono risultate, ma così come prevedono anche le letture generali, nessuna particolare struttura a rischio alto, mentre ce ne sono diverse a rischio medio, che sono quelle appunto assolutamente immaginabili, quindi i reparti di salute mentale, i presidi ospedalieri nei reparti front office, nelle guardie mediche, cioè tutti quegli eventi, quei posti che ovviamente per cronaca è risaputo che ci sono coinvolti. È stato un lavoro molto interessante. Adesso siamo alla rivalutazione, per cui se volete, per noi siamo assolutamente, anzi ci piacerebbe un confronto con il lavoro, perché dal confronto nasce sempre il meglio. Tra le altre cose, proprio recentemente c'è stato organizzato un incontro all'ISMET, proprio perché confrontare i risultati e quali sono i momenti e gli aspetti di ricerca, questo sicuramente è fondamentale a mio parere, non si cresce mai da soli. Allora, gli aspetti più importanti in realtà sono anche quelli che voi avete evidenziato, un po' per sensibilità personali, un po' per i risultati che sono venuti fuori. Fondamentalmente, scusate, ho preso nota, ma siccome il mio direttore mi ha informato alle 9 che dovevo venire, quindi non ho avuto il tempo di preparare nulla. Fondamentalmente due sono gli aspetti che voi avete anche evidenziati: la difficoltà nella comunicazione e il senso di appartenenza. Questi due aspetti, che sembrano assolutamente futili, invece sono fondamentali. Considerate che noi abbiamo iniziato ancora prima, nel 2003, istituendo una struttura all'interno del servizio di psicologia che può essere utilizzato da chiunque, quindi anche i dipendenti qua possono venire, che si chiama Centro Antimobbing. È rimasto così perché all'inizio si voleva dare un taglio che fosse proprio di prevenzione rispetto anzi di valutazione del rischio mobbing. Tanta gente è venuta da noi in tutti questi anni, perché se un dipendente qualunque vuole venire da noi siamo disponibili, anzi per l'esattezza il dottore Vinci, che si occupa di questa cosa, di questo aspetto, viene da noi e noi diamo un consiglio, eventualmente anche una relazione, una valutazione in cui si vede se c'è un rischio, se c'è un nesso verosimile di causalità fra lo stress riportato e quello che è considerato l'evento critico. Quindi questo è una cosa molto importante e probabilmente non è molto ben diffuso, perché chiunque può venire da noi, perché essendo struttura sanitaria noi siamo aperti a tutti. All'interno della nostra azienda è rivolto a noi come dipendenti, invece noi abbiamo fatto altre cose. Questo che è un obbligo di legge, ma dopo aver iniziato la valutazione abbiamo pensato bene di mettere in atto alcune misure correttive proprio in relazione a questi due elementi che erano risultati critici. Io sto moltissimo sintetizzando, perché capite bene che sono studi che noi abbiamo fatto in tutti questi anni. Intanto il materiale che abbiamo utilizzato è la valutazione dell'INAIL. Per quanto riguarda però la valutazione soggettiva, noi l'abbiamo farcita un po' di più. Nel senso che abbiamo costruito, validato un test sull'aggressività, che potrebbe anche interessarvi, no?
se volete noi siamo a disposizione per condividerlo, proprio perché determinati servizi come per esempio appunto quello front office o salute mentale sono a forte rischio o anche le guardie mediche. Quindi noi quello che abbiamo attenzionato era com'è questa comunicazione, evidenziando 3 aspetti. Uno, quello che è all'interno della mia azienda, cioè come io, se c'è un livello di aggressività con i miei superiori, se c'è un altro problema che è la difficoltà dell'utente nei miei confronti, ma anche da parte mia e dei miei colleghi nei confronti dell'utente, perché spesso quello che succede è che io, magari inconsapevolmente, utilizzo delle modalità comunicative che sono aggressive e che non fanno altro che scatenare un po' il discorso che faceva lei poco fa rispetto al detenuto che ha un problema del figlio malato. Allora, attenzionare questi aspetti diventa importante, perché grazie a questa valutazione noi siamo riusciti a evidenziare, è uno studio che abbiamo fatto con l'Università di Palermo, quali erano gli aspetti critici della comunicazione del dipendente per poter poi dopo sviluppare degli incontri di formazione per migliorare lo stile comunicativo. Altra cosa importante, abbiamo aperto, perché una delle cose previste, perché l'abbiamo fatto prevedere a quel punto, l'apertura del punto d'ascolto per i dipendenti. Non sono venute tante persone, e questo è giusto per dare una conferma a lei, però il dato secondo me è allarmante, è che, lo dicevo poco fa durante il break da alcuni colleghi, quello che succede è che le persone che sono venute sono prevalentemente dirigenti, cioè quello che io mi aspettavo, perché sono io al punto d'ascolto assieme al medico competente e alla dottoressa Seminario, sono i dirigenti, cioè quelle persone che si ritrovano schiacciati fra i vertici e il comparto, noi lo chiamiamo così, cioè quelle persone che hanno difficoltà a dire ma io ho questa responsabilità, mi hanno dato da me, si chiamano le unità semplici per esempio, per cui ho questa responsabilità che è quello dello ius in vigilando, per esempio, che è l'angoscia di tutti, no? Per cui se io esco dipendente e mi beccano fuori, non solo sono responsabile io, ma sapete bene anche il mio dirigente che non ha vigilato su di me. Ma se io sono chiuso nella stanza e tu te ne vai senza dirmi niente, io come faccio a saperlo? E allora, a questo punto, tutto questo diventa un elemento di stress, perché mi sento schiacciato fra quelle che sono i miei doveri e il dover controllare. Allora, quello che succede è che arrivano da noi dicendo ma a me chi me lo fa fare per 200 euro al mese in più a dover fare il bile dalla mattina alla sera? Allora, questo è un aspetto che veramente è stato molto importante. Questo mi spiace doverlo dire per voi della polizia penitenziaria, che magari siete... Spesso la solitudine dei vertici diventa particolarmente forte perché diventa la responsabilità dell'individuo schiacciato fra varie responsabilità, obblighi e dovere. Il senso di appartenenza, come abbiamo lavorato su questo aspetto? Lo abbiamo fatto innanzitutto chiedendo ai dipendenti, quindi abbiamo fatto degli incontri di restituzione. Innanzitutto noi abbiamo scritto che il dipendente deve essere coinvolto fin dall'inizio, quindi anche nel gruppo di lavoro può partecipare, anche se non è scritto in delibera, ma non è importante. Il dipendente o il rappresentante sindacale deve comunque sapere che può partecipare in tutte le fasi della valutazione. E non solo, ma soprattutto anche nella fase finale, cioè quando si decidono le misure correttive. In quel caso, cioè, dopo la valutazione si comunica, guardate che è venuto questo come risultato. E poi subito dopo quello che noi abbiamo fatto è che abbiamo fatto un coinvolgimento dicendo, soprattutto questo nei presidi ospedalieri anche della provincia, secondo voi come si può migliorare la struttura? E allora abbiamo istituito in alcuni presidi delle box, delle scatole, in cui abbiamo chiesto proprio suggestion, no? Suggerimenti, e quindi per valutare quello che poteva venire fuori come suggerimento. Uno degli aspetti, per esempio, che è stato dato
quello che riguarda l'aggressività, no? Che era uno dei problemi emergenti, era: ma perché non miglioriamo la luce nel parcheggio, così quando il medico va via, l'infermiera va via, la luce non consente l'agguato del paziente che non è stato ascoltato così come lui prevedeva o come si dice quando pretendeva. Altra cosa, per esempio, era quello di lavorare su quello che nell'aeronautica si chiama fatigue report, cioè quali sono gli elementi che mi stressano ancora di più nel lavoro. Questo purtroppo l'abbiamo potuto fare soltanto, devo dire, dove ci sono stati dei dirigenti illuminati che ce l'hanno chiesto e quindi lo abbiamo fatto, così come in alcuni reparti abbiamo istituito i cosiddetti gruppi di lavoro sul personale. Per esempio io uno dei reparti dove lavoro è quello dell'hospice, quindi quello delle cure palliative terminali, e lì quello che abbiamo deciso di fare è iniziare a lavorare con gli infermieri e gli OS, con i volontari, facendo dei gruppi esperienziali proprio per poter lavorare sulle loro emozioni. Altra cosa che abbiamo fatto è corsi di formazione, un po' come vi accennavo, per esempio rispetto al discorso della gestione dell'aggressività, proprio per cercare di comprendere quali sono le modalità, e così anche un altro aspetto sulla leadership. Qual è lo stile di leadership migliore? Altra cosa ancora, palestra. Anche lì noi abbiamo lavorato su questa cosa, nel senso che proprio giorni fa è stato deliberato delle attività che contrastano la sedentarietà. Il titolo del progetto è proprio questo, il contrasto della sedentarietà, per cui abbiamo previsto 3 tipologie di attività. Mindfulness, quindi un'attività prevalentemente con il coinvolgimento più, diciamo, psicologico, Pilates e cardio fitness, rivolti in purtroppo alcuni soltanto reparti, perché siamo sempre 3 che ci dobbiamo dividere, e quindi stiamo cercando di partire con dei progetti pilota. Questo è quello che sento. Vi ricordo l'ultima cosa, che tutto quello che è attinente alla valutazione viene presentato nel DVR, quindi la ufficialità dei dati ovviamente c'è, cioè se io gruppo di lavoro scrivo che per me dalla valutazione fatta risulta che è necessario fare delle misure correttive, non c'è scampo. Io dopo 3 anni o dopo 1 anno, perché la legge prevede che se ci sono delle misure correttive dopo 1 anno deve essere fatta la rivalutazione, o se ci sono dei cambiamenti particolari deve essere rifatta. Allora in quel caso io devo assolutamente scrivere nel mio DVR cosa è accaduto a distanza di 2 anni, quindi in teoria non si scappa. Allora, ancora una volta io sono convinta che le leggi italiane sono bellissime. L'importante è che però gli uomini poi dopo riescano ad applicarle. Ok. Va bene. Vi ringrazio Grazie. Accogliamo bene il suo invito alla collaborazione. La dottoressa Mezzatesta voleva fare un brevissimo intervento di 1 minuto. Sì, volevo dire una cosa che il dottor Paisi ha detto, che mi ha ovviamente indotto una riflessione velocissima, è stato il fatto che l'Ordine Nazionale ha fatto un protocollo d'intesa con la Polizia Penitenziaria. Questa cosa avrei voluto dirla all'inizio, ma mi è sfuggita. Quindi questa puntualizzazione mi sembra doveroso. Io faccio parte dell'ordine regionale e nazionale come psicologo. Una cosa forse manca nella comunicazione dell'uso di questo strumento è ricordare agli operatori che è garantito il segreto professionale. È una cosa che non tutti sanno, perché spesso quando questi utenti accedono dai professionisti
professionisti, vanno ai professionisti, la prima cosa che dicono è: ma chi verrà a sapere che io sono venuto qui? Nessuno, perché abbiamo l'obbligo, è un obbligo, assolutamente, perché poi temono per l'arma, temono che noi in qualche modo ci riferiamo al loro capo, assolutamente. Forse maggiore pubblicità si potrebbe dare alla segretezza dell'intervento che si fa sugli operatori. E tale segreto si deve trovare il modo di mantenerlo anche all'interno dello sportello di ascolto. Per esempio ci sono molti modelli virtuosi nel nord Europa in cui le persone si registrano online e sono dei codici. Noi non sappiamo, prima che arrivi in studio, prima che arrivi allo sportello, chi arriverà, e non lo sa neanche tutte le persone attorno. Quindi la segretezza è una cosa fondamentale, altrimenti nessuno mai arriverà, perché tutti temono di essere etichettati, perché purtroppo lo stigma psichico è incredibilmente attivo ancora, incredibilmente attivo, e questa cosa la riscontro in tutti i corpi armati, assolutamente tutti. Quindi è chiaro che dobbiamo portare avanti l'idea della segretezza, della riservatezza. Soltanto questo è il metodo per fare affluire queste persone agli sportelli, ai professionisti di questo tipo che si occupano di salute mentale. Ok, grazie. C'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Vuole intervenire? Dottore La Faccia, prego. Si accomodi. Una domanda è una proposta. Dottore. Senza microfono si sente? Va bene, microfono. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Nicola Face, Giuseppe La Face, lavoro come psicologo in questo carcere da 25 anni. È solo una proposta, perché si parla di costo zero, si parla di occasioni e possibilità. La collega ha parlato di mindfulness, io sono un meditatore di mindfulness, lo faccio da anni al Centro Buddista di Palermo. Quindi oltre a lavorare più come psicologo mi dedico ad un'attività che per me è gratuita assolutamente, perché lo faccio come socializzazione delle conoscenze, e penso che se ognuno di noi potesse portare nella propria esperienza di lavoro quello che conosce, quello che diventa un modo, uno stile e un atteggiamento nei confronti della relazione con le persone con cui si lavora, per accrescere la capacità poi di gestire al meglio le situazioni problematiche di crisi che noi affrontiamo, può essere di vantaggio non soltanto a me come singola persona, ma al contesto in cui io lavoro. Allora, una volta avevo fatto una battuta alla dottoressa in sede qui di un convegno, dicendo: io sono disponibile, c'è il direttore sanitario presente e lo potremmo portare al nostro capo di dipartimento, all'interno delle mie ore di servizio, io ho 23 ore settimanali, a ritagliare un'ora e un quarto come formazione in servizio per tutti gli operatori penitenziari, quindi gli educatori, i medici, gli agenti, creando una stanza. Serve una stanza che sia un luogo caldo e che abbia delle sedie e dei cuscini. E non come questo teatro, un fritto non si può. Io lavoro con la sciarpa e con i guanti, però questo è pazienza, mi scalda a casa. Ma siamo al fresco. Quindi siamo al fresco. Io lavoro al nord, quindi ancora con i pinguini, ancora più freddo ancora. Quindi dico, basta una stanza in un luogo che sia però silenzioso, attrezzato con delle sedie e dei cuscini. Ne ho a casa che utilizzavo quando facevo meditazione fuori, li posso pure portare. Grazie. A cui potrà accedere come formazione in servizio, quindi le persone che accederebbero lo farebbero richiedendo un'autorizzazione di poter partecipare per quell'ora e un quarto una volta a settimana. Non è un corso, ogni volta è la prima volta, e quindi non c'è la necessità di apprendere un metodo che ha bisogno di rinforzarsi perché dopo 10 lezioni diventi bravo. No, conoscere la mente io la penso come stanza della pace, cioè un luogo dove si crea una palestra della mente. Pace perché c'è un termine che si chiama pacificazione interiore, che rende poi la possibilità di accedere agli altri avendo un livello di tranquillità che magari ti consente di gestire lo stesso in maniera diversa. Quindi se il direttore sanitario, no, lo dico perché deve bene, se è il direttore serio perché vi dovrebbe garantire quell'ora e un quarto,
se la direttrice e il comandante autorizzano il personale e la possibilità di questa stanza, assolutamente gratuita e a beneficio di tutti. Quindi questa è la proposta che io posso fare, oltre alla palestra fisica, la palestra permanente. Dottoressa Mazzano, prenda nota della disponibilità del dottore La Pace. Direttore sanitario, lei cosa ne pensa? Vuoi intervenire? Intervento breve che sentiamo, prego. Allora, parliamo di stress correlato. Allora, cosa è accaduto nella sanità penitenziaria? Parlavamo di senso di appartenenza, eravamo felici di essere il Ministero della Giustizia. Oggi siamo figli di nessuno, o figli dell'ASP. Dicevo proprio questo, mentre prima almeno sapevamo di essere il Ministero della Giustizia, oggi se avviene uno scontro, un problema di comunicazione, ecco che spesse volte è tutto legato a problemi di comunicazione, la risposta giustamente è che diamo noi o che ci viene data, certo ora siete ASP, risponde l'altro, certo voi siete Ministro della Giustizia. Quindi quello che appunto si dice, ecco anche la battuta ora della dottoressa, che è una battuta perché ci lega un rapporto di lavoro molto molto forte, dico che fortunatamente tra i vertici di questo istituto c'è un'ottima collaborazione, però nasce. Certo, prima lo dobbiamo chiedere al direttore sanitario. Certo, se lei poi dice che gli agenti ci possono andare durante l'orario di servizio e facciamo queste cose. Quindi quello che appunto diceva la dottoressa Fischiari è: intanto chiedo ufficialmente, visto che alla dottoressa Fischiari che rappresenta il direttore sanitario dell'ASP, che finalmente l'ASP si ricordi che negli istituti penitenziari operano persone in estrema difficoltà, come operano in estrema difficoltà gli agenti di polizia penitenziaria, con un numero sempre più ridotto di personale che continua a scendere, quindi ecco lo stress correlato all'eccessivo carico di lavoro continuo, con persone particolari e soprattutto con una eterogeneità di figure professionali che l'ASP non è abituata a conoscere, perché bene o male nell'ASP lavorano medici, infermieri, figure sanitarie e poi il personale dipendente amministrativo che è in tutte le amministrazioni. In carcere c'è polizia, educatori, psicologi, amministrativi, infermieri, medici. Se ne dimentico qualcuno, chiedo scusa. Poi abbiamo il direttore dell'istituto e un comandante che a dir cessano da fare paura, e in più il detenuto. Uguale a noi. Solo questo chiedo, dico semplicemente che fuori qualcuno si ricordi che nella realtà dell'ASP c'è un istituto, ci sono bene a Palermo e nell'ASP 4 istituti penitenziari. Intanto vi ricordo che il centro antimobbing è aperto a tutti. Grazie. Perché ogni tanto ci scontriamo pure con la visione del volontario, con la visione. Grazie dottoressa Scalisci. Mi dicono che qualcuno si è un po' lamentato del fatto che gli interventi sono sembrati diretti alla polizia penitenziaria. No, assolutamente questa valutazione, la modalità attuale della somministrazione del questionario e tutto quello che ne è venuto dopo e che ne verrà dopo successivamente non è indirizzato solo alla polizia penitenziaria ma anche ad altro personale come quello appartenente al comparto funzioni centrali, quindi mi riferisco agli educatori, ai contabili e agli amministrativi e tutto il personale dipendente di questa direzione. Donatella, sì, prego. Rappresentante dei funzionari giudici. Ecco, che sentono freddo, come noi. Anch'io volevo, vabbè, la mia voce si sente davvero.
Il mio intervento sarà breve perché non voglio concorrere a stressarvi pure io, per quanto in realtà di cose da dire ne abbiamo tante. È interessante il convegno di oggi e la questione, diciamo, non si risolve banalmente dando i numeri come sto per dare, però diamo 2 o 3 spunti, come dire, concreti per capire un po' a cascata un po' questo stress come arriva, e questo vale un po' per tutti gli operatori. Pagliarelli, 1300 detenuti, 600 definitivi, passaggio di pianta organica per i funzionari sto parlando, ma poco prima di intervenire ho chiesto al comandante, ma quanto te ne mancano in pianta organica? Un centinaio. Fate tutte le deduzioni, perché il dottore Lavase, che io ringrazio, vorrebbe offrire la sua opera, ma quando il comandante deve garantire i posti minimi di servizio e uno gli dice mandamela a fare Manfulness, io immagino la sua risposta, la immagino. Da 18 le piante organiche sono passate a 14, per gli educatori dico, per poi miracolosamente risalire a 16, a fronte di una popolazione detenuta che va sempre non solo aumentando, ma le cui richieste e i cui diritti sono sempre più alte. Noi assistiamo paradossalmente a una diminuzione dipartimentale delle figure preposte a questa mission a cui tutti partecipiamo. Accoglierli, perché a fronte di 600 definitivi, 700, me ne sono tanti altri che entrano in misura cautelare, che vanno accolti. Come? 1000 in anno, con un turnover continuo. Va garantito col nostro aiuto di medici, infermieri, psicologi, educatori un adattamento a questo contesto che è difficile. Va garantita la tutela della loro vita, vanno garantite sempre più cose e noi fatichiamo tantissimo. Ora una piccola nota polemica. Nell'ultima riunione con chi di competenza stabilisce, no, quanti educatori ci vogliono a fronte di questa popolazione detenuta, abbiamo assistito a una discriminazione fortissima con le case di reclusione. E allora mi chiedo perché, quando secondo me proprio una circondariale che accoglie un continuo movimento di gente richiede tanta nostra attenzione. Poi è chiaro, noi siamo anche consulenti della magistratura, mi piaceva molto il suo intervento quando dice noi siamo operatori dell'esecuzione penale, abbiamo e ci veramente dividiamo su tantissimi compiti e non sto per dirli perché lei prima è stato un direttore di carcere, sicuramente saprà di cosa stiamo parlando e non voglio cadere in luoghi comuni dicendo tutto quello che è nostro da fare. Chiedo solo a chi di competenza, e mi allineo alla dottoressa Vazzana, di sensibilizzare chi può ad attuare politiche di gestione del personale, ma non per solo farci stare meglio, ma proprio per poter rendere questa mission valida. Perché lo stress non è soltanto dovuto a una demotivazione rispetto alla nostra missione ultima, cioè la relazione di cura, di aiuto. Lo stress poi diventa un carico di lavoro eccessivo, che ci fa addirittura litigare tra di noi, perché quando arriva un'incombenza nuova, oddio, cosa va a fare? Tu, no, io, no. Quindi, se da un lato è vero che uno dei modi per fronteggiare le difficoltà è trasformare relazioni professionali, a volte anche in amicali, e cerchiamo di farlo, se è vero che il direttore di questa classe circondariale cerca di venirci incontro perché ha creato orari di lavoro flessibili, ad esempio, il fatto di poter entrare e avere un'ora di tempo ad entrare ci aiuta perché c'è chi viene da fuori. Quindi nel nostro piccolo credo che questa casa circondariale, quello che è in suo potere fare, lo fa e con un ascolto empatico, con gli orari flessibili, con la capacità che abbiamo sempre più noi di aiutarci, però occorrono delle politiche altre, un po' più serie, strutturali, che ci mettono nelle condizioni di non perdere quella passione che ancora, devo dire, dopo 10 anni, io sento di avere, ma parlo a nome di tutti i miei colleghi funzionari e anche degli altri nostri colleghi, perché questa divisione noi non la vorremmo neanche fare, area sicurezza, trattamentale, area medica. Cerchiamo proprio di sopravvivere ad un sistema che, ahimè, è difficile, dove l'utente finale sicuramente porta un carico emotivo forte, questo impatto con la sofferenza, ma ci sono altri piccoli aspetti, secondo me, che se ci si ferma un po' a riflettere nel piccolo, si potrebbero migliorare, quindi sia dal basso sia dall'alto. Grazie. Possiamo procedere all'inaugurazione della palestra? Andiamo.
Grazie.